Clamorosa bocciatura del bilancio e della finanziaria presentati dalla Giunta regionale. A respingerli al mittente la Commissione Sanità del Consiglio. È la prima volta che accade, tutti scontenti da Forza Italia alla Lega. Curzio Petenò. Padrin, lei da Presidente della Commissione Sanità ha di fatto bocciato questo bilancio, che è un attacco alla Giunta? No, però è un rispetto della responsabilità e del ruolo istituzionale della Commissione. Cosa non va? C'erano delle partite attribuite a sanità che invece devono essere coperte con fondi ordinari. In Consiglio regionale, quando ai primi di marzo arriverà il bilancio 2014, siamo ancora all'esercizio provvisorio, sarà ben diverso dalla bozza messa a punto dalla Giunta. Gran parte della manovra è per la sanità, ma da lì hanno pescato anche i soldi per il sociale e la Commissione Sanità della Regione ha bocciato il tutto. Padrin ne è il Presidente, ma anche capogruppo di Forza Italia. Ce l'ha con gli assessori della Giunta? Per evitare questo noi abbiamo detto che cosa sono le cose sbagliate. Dove recuperare i soldi è un compito che spetta all'assessore Ciambezzi. Si trovano questi soldi, i soldi sono pochi, adesso tutti spingono di qua e di là per avere questi soldi. Vede, ci sono due criteri. Il primo è derivante dagli obblighi di legge, per cui se i soldi sono destinati alla sanità devono essere usati solo per la sanità. L'altro criterio è la priorità. Abbiamo l'alluvione, abbiamo tutta una serie di interventi da fare, si decida quali sono le priorità, è un'assunzione di responsabilità. Un amministratore che ha un progetto politico, che ha un disegno, sa dove deve tagliare e dove mettere i soldi e di questo risponde agli elettori.